Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio, articolo 1123 del Codice di Navigazione, è l'ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Venezia dopo l'incidente navale di domenica a San Basilio. Sul registro degli indagati sono finiti il pilota, il comandante della MSC Opera e altri 4 operatori tra porto e rimorchiatori. Un atto di garanzia per lo svolgimento delle consulenze. Attraccata la nave a Sant'Elena per i lavori di ripristino dello scafo, sotto sequestro rimangono tutti i punti di movimento e la scatola nera che potrebbe fornire risposte su quanto accaduto. Altre risposte sono quelle che si attende il deputato veneziano Nicola Pellicani, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro Toninelli. Che il ministro deve venire in aula, deve spiegare al Parlamento cosa intende fare. Cioè, da quando è ministro, cioè da un anno, non ha detto nulla su questo tema, se non ha lanciato la palla sempre avanti facendo annunci e rinvii. L'ennesimo rinvio l'altro giorno dicendo entro giugno la soluzione. Ma quale soluzione? La soluzione, condivisa da Comune, Regione e Porto, è datata a novembre 2017, data dell'ultima riunione del Comitatone, adeguamento del canale Vittorio Emanuele e approdo a Marghera. Al governo, sottolinea Pellicani, c'era il centro-sinistra e da allora sul Comitatone è calato l'oblio. È il fatto che non convochi il Comitatone per paura appunto di non avere risposte da dare alla città è gravissimo. Infatti i fondi alla legge speciale, che sono sempre ripartiti dal Comitatone, che è il luogo collegiale dove vengono discussi i problemi principali della città e ripartite le risorse. Bene, per non riunirlo, per la prima volta questo governo ripartisce i fondi per decreto, cioè Toninelli, il signor Toninelli pensa di poter governare Venezia per decreto e i risultati si vedono. L'ipotesi Chioggia lanciata dal ministro Toninelli è secondo Pellicani impraticabile. Sapete cosa significa fare un terminal a Chioggia, far arrivare le grandi navi a Chioggia? Significa scavare 10 milioni di metri cubi di fanghi, vuol dire una montagna come il Montello più o meno, portarla chissà dove, fare banchine e infrastrutture, cioè vuol dire non farlo mai. E poi siamo in laguna anche lì, non è che vale solo la laguna di Venezia, c'è anche la laguna a Chioggia, no?